pomeriggio a tutti amici di Sportisidi qui dal campo San Marco di Santa Flavia, benvenuti a Sant'Isidoro Bagheria contro 3M Calcio 5, 18ª giornata del campionato di Serie C1. Cagliano e Lobugli in porta, scelto un'altra volta il 12, qua attenzione al rischio subito e la rete dalla linea di fondo laterale del numero 27 Basile. Cottone entra in aria e c'è la rete subito. La risposta del 3M con il tiro velenosissimo di Cottone, una gara emozionante sin dai primi battiti per i playoff di questa stagione. Runfolo si gira! Una grandissima giocata personale da pivot del numero 19, una dedica anche in camera. Il 3M passa in vantaggio 2-1. Anticipo di Piazza, poi insiste affaticato Cottone al centro, trova l'inserimento di Ricotta, 3-1, raddoppia il suo vantaggio, il 3M dedica anche da parte del numero 27 alla camera, 3-1. Contropiede per 3M, riprende palla proprio Lucchese che va sul destro, viene fermato non dal portiere ma da Piazza che è rimasto francobollato su di lui. Aspetta l'arrivo di Lucchese. A vuoto per il numero 8, arriva Moulet, travolto qui da Birruso che però già aveva tirato. Chiude lo specchio il numero 2. Mister Giacalone chiede calma, qua il rimpallo favorisce Calvaruso, ancora lui al centro, Runfolo incredibile, viene fermato sulla linea, poi colpito. Continua comunque a tirare verso la porta di Lobuglio, il 3M, prima con Accetta, poi con Palazzotto, tanta confusione. Fatto sta che Runfolo ha avuto un'occasione. Campagna. La campagna, c'è solo Scianna Birruso, bravissimo un'altra volta. Può ripartire Di Salvo, attenzione al Bagheria, Di Salvo, fermato da Birruso ancora una volta. Ancora Piazza, prova il sinistro! La rete del numero 5, Filippo Piazza, uno dei più esperti nella formazione di Mister Ticali, trova il 2-3, un sinistro tagliente, frega Birruso. Allunga un po', ma riesce comunque a mantenere il possesso, affaticato, torna la Cottone al centro! Calvaruso, poteva essere il più facile dei tap-in, ma non riesce a trovare il gol dal Sant'Isidoro. Ancora al centro, arriva il tap-in vincente, sempre di Peppe Ricotta. L'esultanza di Cottone che oggi sta dispendendo bonus a volontà tra gol e assist, 2-4. Aspettare il tiro di Piazza, un'altra volta forte, un'altra volta Birruso apre la manona e dice di no. Moulet insiste il 10, destro che finisce di poco fuori. Buone pallone per Di Salvo, Birruso bravissimo un'altra volta, il pallone torna a Di Salvo, incredibile palo, poi Lobuglio, pallone al centro, un'altra volta Di Salvo trova Basile, doppietta per lui, 3-4, subito sfruttato il power play. Entra Palazzotto, fermato una volta, poi affaticato, colpisce male Runfolo! Il pallone in qualche modo entra e il 3M torna avanti di 2, ancora con Runfolo. E non c'è più tempo, fermato anche al cronometro il Sant'Isidoro Bagheria che deve cedere il passo a un 3M corsaro e che con esperienza e soprattutto con una gara gagliarda si porta a casa la vittoria.